Allora, siamo qua in fiera, abbiamo allestito questa meravigliosa, anzi lui ha allestito questa meravigliosa parete, è un'imitazione di un marmo che si chiama Sahara Noir, molto popolare, molto bello in natura e anche nelle imitazioni che vengono fatte per molti studi di architettura. Qui l'abbiamo fatto tutto con spatola stucchi, highlight verticale e poi un po' di classe qua col pennello e poi c'è un segreto, qualche piccola riga d'oro. Insomma, una lavorazione non complicata. La base è spatola stucchi highlight, ma c'è qualche trucco. Chi vi può far vedere questi trucchi? Massimo Gallo. Quindi adesso lui vi farà vedere come ha fatto a fare questa parete. Ok? Ok. Vai, Sì. avanti. Oggi realizzeremo una parete in estasi di marmo con spatola stucchi per riprodurre un marmo nero, il Sahara Noir. Una piccola, diciamo un aspetto interessante a mio avviso è quello di aver fatto il fondo il primus colorato direttamente sulla parete che bisognerà poi fare la lavorazione. Il vantaggio di aver fatto questo è avere quindi realizzato su questa parete grigia delle linee di quello che dovrà essere poi il marmo Sahara Noir e da lì capire, questa parete sarà come un bozzetto, capire se quello che noi vogliamo realizzare dopo questo bozzetto è quello oppure vorremmo apportare delle modifiche. Quindi sarà un bozzetto a misura reale. Ok, a questo punto credo basti questo bozzetto in dimensione reale. L'aspetto importante per cui è stato fatto questo bozzetto a parete è avere le proporzioni delle venature, la quantità di venature che voglio fare e soprattutto per renderlo appunto meno artificiale farò delle venature più delicate in fase successiva. Quindi alla fine la realizzazione, cioè questo bozzetto in forma reale a parete è a mio avviso molto importante perché ci rende le proporzioni delle venature e quindi alla fine sapremo quello che vogliamo eliminare di venatura o quello che vogliamo mantenere. Completata la prima mano di spatola stucchi, abbiamo coperto quello che era il disegno iniziale fatto sul primer. Domani faremo le successive mani di spatola stucchi e raggiungeremo un effetto completamente liscio e brillante e lucido per poi andare a realizzare il disegno dell'effetto marmo Sahara Noir in estasi di marmo. Su questa superficie completamente liscia e lucida andiamo a fare il disegno, quindi la realizzazione di quello che abbiamo fatto come bozzetto iniziale per raggiungere l'obiettivo di rappresentare il Sahara Noir. Il nostro obiettivo sarà quindi questo risultato.